Euroregione News. UTI in arrivo, forse. Una regione che viaggia a diverse velocità. I comuni concordi potranno cominciare a lavorare insieme molto presto, mentre per gli altri si dovranno attendere i ricorsi, senza contare la raccolta di firme per il referendum che spaccherebbe in due l'area di Trieste e il resto della regione. Sentiamo l'assessore regionale alle autonomie locali Paolo Panontin. Con le UTI stiamo marciando speditamente verso la costituzione delle unioni. Per legge intanto il 15 di aprile tra coloro che hanno approvato gli statuti o che lo approveranno da qui al 15 di aprile e il resto verrà da sé. Siamo convinti che il resto verrà da sé. Cominceranno ad operare insieme dal 1 di luglio e poi insomma un passo alla volta come la legge ha già stabilito e definito. Se poi da qui ad allora ci sarà ancora posto e margine per qualche mediazione ulteriore, come abbiamo già dichiarato accogliendo un ordine del giorno del Consiglio regionale, ben volentieri. Mediazione sì, rinuncia all'impianto riformatore no. Non è compresa, salvo che ovviamente il Tribunale amministrativo o i tribunali di grado superiore ci dicano che la legge deve essere riscritta. A quel punto ce ne faremo una ragione. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.